Questa trasmissione è offerta da MG Elettrotecnica. A tutti voi buonasera e ben trovati a questo nuovo appuntamento con Elettroshock. Parliamo del super bonus 110%, cantiere aperto, abbiamo titolato così questa puntata, cantiere aperto perché in effetti alcuni cantieri sono stati avviati, poi faremo anche qualche conto, oppure nel nostro territorio cantiere aperto perché resta ancora molto da capire su questo fronte. Cercheremo di capire come stanno andando le cose, in particolare nel nostro territorio, dove esistono delle opportunità, per chi, quali sono gli ostacoli, lo sanno bene le persone che hanno già intrapreso questo percorso. Vedremo un po' di mappe nel corso di questa puntata. Perché mappe? Perché c'è davvero tanto bisogno di orientarsi, per chi deve ancora prendere una decisione e per chi in qualche maniera è già dentro questo labirinto. Insomma, è un tema molto interessante che trattiamo da tempo, vediamo anche insomma che cosa è cambiato da quando abbiamo iniziato a parlarne, quali passi avanti sono stati fatti. Allora vado subito a presentarvi gli ospiti con i quali parleremo questa sera. Saluto e ringrazio per la sua presenza Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato del Friuli Venezia Giulia, grazie per essere con noi. È tornato con noi in studio anche Alberto Maria Camillotti, lo ringraziamo moltissimo. Buonasera. Presidente dell'Ordine dei Commercialisti dei Dottori Contabili di Udine, ed è tornato anche Marco Bottega in rappresentanza dell'Ordine degli Ingegneri Buonasera. Di Udine, grazie Buonasera. Anche a lei per essere con noi. Non è finita qui perché abbiamo in collegamento Skype il direttore di Udine Gorizia Fiere, Maurizio Tripani, lo salutiamo, buonasera. Buonasera a tutti voi. Perché lo abbiamo in collegamento? Perché tra pochi giorni c'è un appuntamento interessante per le imprese del settore, per i professionisti, anche per i cittadini. È una particolare anteprima di quella che sarà a ottobre Casa Moderna, un'anteprima tutta digitale. Tripani, vogliamo subito accennare a qualcosa, poi avremo modo chiaramente di scendere un po' più nel dettaglio. Che cosa ci stiamo preparando a vivere? Sì, come manifestazioni fieristiche purtroppo noi siamo bloccati ormai da oltre un anno nella nostra attività caratteristica, per evidenti motivi non possiamo realizzare le manifestazioni fieristiche. Siamo riusciti nella finestra che ci è stata concessa in autunno a svolgere la nostra manifestazione più importante, Casa Moderna, e in attesa di poter tornare a svolgere in presenza le manifestazioni fieristiche abbiamo deciso di realizzare degli eventi digitali. Ne abbiamo già fatto uno in dicembre, Young Future for You, un'iniziativa dedicata ai giovani, in particolare all'orientamento scolastico, un'iniziativa che ha avuto un grande successo da un punto di vista sia del riscontro degli studenti che dei docenti e delle famiglie. E quindi abbiamo detto perché non fare un altro evento digitale proprio sul mondo della casa, che è uno dei nostri principali core business con Casa Moderna, e quindi abbiamo deciso di realizzare questo evento digitale proprio sul super bonus 110, mettendo in contatto attraverso un sito, e di questo poi potremo parlare più diffusamente dopo, mettendo in contatto le aziende che vendono prodotti o servizi, i professionisti e i partner che sono molto importanti in queste operazioni, che sono i partner finanziari, quindi le banche, le assicurazioni e tutte le altre realtà che in questo momento possono veramente essere importanti per il cittadino che vuole usufruire delle detrazioni che consente la nuova normativa. Qui vedete proprio scorrere questo nostro sito che sarà operativo dal 15 al 17 di aprile, quindi con un facilissimo click da casa si potrà entrare in un mondo fieristico digitale e avere tutta una serie di servizi e contattare le aziende
che vorranno mettersi in contatto con i loro clienti. E allora poi ne riparleremo. Torniamo al nostro super bonus 110%, partendo da alcuni dati. I più aggiornati sono quelli dell'ANCE, dell'Associazione Nazionale dei Costruttori. Sono dati aggiornati al 30 marzo. Che cosa ci dicono? Che proprio a questa data, quindi alla fine del mese scorso, risultano 9.207 interventi legati al super bonus che abbiano uno stato di avanzamento di almeno il 30% per un ammontare corrispondente a quasi 1.100 milioni di euro. Questo ovviamente è un dato nazionale. Di fatto ci dice ANCE che se andiamo a vedere i dati di inizio febbraio notiamo come in circa 2 mesi ci sia stato un incremento di oltre il 200% sia nel numero che nell'importo. Andando a vedere i dati regionali, vediamo che campione di superbonus risulta essere il Veneto. Il Friuli Venezia Giulia attualmente ha un numero di interventi pari a 272 per un ammontare di circa 30 milioni di euro. Questo per partire insomma dai dati, quelli più recenti. Adesso vado subito da Alberto Maria Camillotti perché come sempre ci aiuta un po' a inquadrare la situazione a partire dai testi, a partire dalla legge. Allora cominciamo, facciamo un po' anche di ripetizioni perché come abbiamo detto è un tema piuttosto complicato. Sì, allora intanto buonasera e grazie dell'invito. Per fare una panoramica dobbiamo essenzialmente ricordare che questa è una norma nata a metà del 2020 che ha subito poi una modifica legislativa con la legge finanziaria e la modifica più importante è quella che ha allungato di 6 mesi la possibilità per fare gli interventi, perché con l'impianto della norma originaria gli interventi dovevano essere eseguiti entro il 31/12/2021, con una norma appunto legata alla finanziaria li abbiamo portati al giugno del 2022. Anticipazioni di stampa ci dicono che grazie ai denari messi a disposizione dalla Comunità Europea col famoso Recovery Plan potremo estendere, ci sarà la possibilità di portare in avanti fino al, si dice, 2023, queste però sono ancora per il momento solo delle anticipazioni di cui non vi è certezza. Il Recovery Plan va depositato in Comunità Europea entro il 30 di aprile, per cui abbiamo ancora 10-20 giorni per sapere se effettivamente questo accadrà. Devo dire che dal punto di vista degli operatori del sistema, forse più precisamente chi mi sta alla destra e alla sinistra, ossia chi materialmente lavora sui cantieri, gli artigiani e chi progetta, ossia i tecnici, hanno decisamente bisogno di qualche mese in più. Io come categoria di dottori commercialisti noi facciamo un lavoro che arriva a valle, nel senso che dobbiamo apporre un visto di conformità che ricordiamo è quel documento che è fondamentale qualora il soggetto che decida di ristrutturare casa e porti con sé quindi una grossa detrazione, decida non di fruire di questa detrazione direttamente all'interno della propria dichiarazione dei redditi, ma di accedere a 2 delle modalità alternative di fruizione di questo bonus, che sono lo sconto in fattura o la cessione del credito. Il visto di conformità che emette un dottore commercialista serve solo in questo caso, ma questa è una parentesi sempre per ricordare. Che cosa mi viene da dire? Che parlando con i tecnici e parlando con gli imprenditori e alla fine congiungendo questo triangolo con il contribuente, effettivamente la necessità di una proroga temporale è assolutamente urgente. Ed è urgente non già perché permetterà di svolgere determinati lavori che altrimenti come limite temporale non sono eseguibili, ma è urgente come notizia, cioè la gente ha bisogno di avere un orizzonte temporale di programmazione dei propri eventi. Quindi continuare a dire sì, forse il 2022, forse il 2023, ma giugno 23 piuttosto che dicembre 23, è un danno
che penso sia esattamente uguale e contrario all'effetto che si voleva fare stringendo i tempi, perché quando la norma è nata si è detto lavori di corsa e subito entro il 31/12/21, questo con l'idea che bisognasse dare uno shock all'economia partendo dal lato dell'edilizia, no? Per cui ti concedo solo 18 mesi, ti butti dentro, lavori e io da un punto di vista macroeconomico ho una botta di PIL, perché questo era il significato del decreto rilancio. Ricordiamo che questa norma è data dentro il decreto rilancio. Paradossalmente questa contrazione fortissima di tempi ha causato uno stallo, ce lo potrà dire Tilatti con gli appalti, ce lo potrà dire Marco con il numero dei cantieri che ha progettato e non ancora messo a terra, perché la gente, non avendo un orizzonte temporale e non essendo sicura di poter spendere entro il 31/12/2021 nella norma originaria, non parte, perché dice se arrivo a metà del guado e capisco di non spendere, mi spettano le agevolazioni non al 110 ma al 50% o addirittura a zero. Quindi questo effetto di compressione che doveva far esplodere il sistema ha in realtà creato paralisi, quindi la cosa fondamentale è dare prospettiva e darla con certezza. Ecco, a questo proposito andiamo allora proprio a sentire a Bottega, per dire, ci eravamo lasciati, ne avevamo parlato a settembre, ne avevamo parlato ad ottobre, avevamo già detto inizialmente c'era un grandissimo entusiasmo e grande fermento attorno a questo super bonus, poi dopo, come dire, il tutto si è un po' raffreddato a causa di tutta una serie di ostacoli. I progetti che erano in piedi a settembre-ottobre, a che punto sono? Ma allora diciamo che nella migliore delle ipotesi sono in via di cantieramento, quindi pian piano andiamo verso un'esecuzione dei lavori. Ci sono però una serie di criticità, le criticità sono gli orizzonti temporali, che non sono certi, nel senso che allunghiamo o non allunghiamo, quindi dobbiamo chiedere alle imprese di contrarre al massimo i tempi di cantiere. L'altro aspetto che c'è è che gli studi attualmente sono impallati, quindi abbiamo delle difficoltà proprio a buttare fuori dei progetti che abbiano anche un senso e siano cantierabili, che non è una cosa banale, insomma. Il tutto davanti magari alle perplessità, ai dubbi e anche alle paure dei cittadini che intraprendono questo percorso e che norme complicate, burocrazia ai massimi livelli e incertezze sui tempi rischiano davvero di perdere l'orientamento. Diciamo che il 50% del lavoro che facciamo è spiegare il funzionamento della norma, quindi diciamo che gli studi sono diventati una sorta di prefiltro che devono in qualche modo spiegare quello che il legislatore dà per scontato che un cittadino sia in grado di capire, e in qualche modo la nostra attività è diventata più che un'attività tecnica, un'attività di programmazione finanziaria, un'attività di tra virgolette consulenza, anche a volte impropria, perché siamo pur sempre dei tecnici, non siamo dei fiscalisti, questo io ci tengo a dirlo. E comunque siamo rimasti praticamente da soli, nel senso che c'è un problema di reperimento delle informazioni, c'è un problema di conoscenza di quello che succede, perché non è che perché una persona proprietaria di una casa conosce completamente il sistema di regole a cui la casa è soggetta, quindi di fatto ci siamo trovati a dover fare in modo di spiegare tutte queste cose ai cittadini, il che spiega anche i dati che abbiamo visto, cioè il fatto che siamo partiti con pochi lavori, probabilmente ad alto valore, quindi legati a immobili più grandi come i condomini, dove esistevano delle figure che erano in grado di fare una parte del lavoro per conto dei condomini. Ora, perché questa norma abbia un senso, secondo me dobbiamo avere la capacità in questa fase di recuperare e fare più interventi medio-piccoli, quindi legati al singolo immobile, altrimenti la norma non riesce a fare l'effetto che dovrebbe fare dal punto di vista economico e secondo me anche dal punto di vista del recupero del patrimonio, nel senso che non dimentichiamoci che noi abbiamo sì un costruito diciamo abbastanza buono, ma non buonissimo, e abbiamo tutta una serie di problemi che la norma è in grado di risolvere, tra cui anche la sopravvivenza di una filiera economica, insomma, certo, che non è proprio un dato trascurabile in questo contesto. Allora, adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi andiamo da Tilatti perché abbiamo bisogno di capire appunto anche le imprese come stanno vivendo questa situazione e comunque dove sono le opportunità e per chi. A tra pochissimo.
Ancora insieme con Elettroshock. Vado allora subito da Tilatti, abbiamo sentito i commercialisti, abbiamo sentito gli ingegneri, insomma parliamo di cantieri e sentiamo insomma le imprese che poi gestiscono gli appalti. Com'è la situazione? Ormai qua se ne parla da tanto tempo, nei fatti come stanno le cose con questo super bonus? Beh, in realtà è vero tutto quanto l'amico Camillotti e l'ingegnere hanno detto, perché questa misura che doveva avere un effetto shock sul settore, sul comparto dell'edilizia, invece ha avuto l'effetto esattamente il contrario. Primo perché, diciamo, in attesa che si chiarisse quali gli effetti, questo annuncio del 110 ha subito bloccato i cantieri con i normali bonus che erano in corso. Secondo, diciamo, ci ha messi di fronte ad alcune difficoltà, non di poco conto, non ultimo quello dei costi. Per i cantieri, una volta abbiamo avuto 3 ordini di difficoltà. Il reperimento dei tecnici, le difficoltà burocratiche e alla fine, quando tutte queste cose si erano risolte, ci si avviava verso la partenza di questi cantieri, è capitato il ragionamento del costo e dell'aumento spropositato o non giustificato delle materie prime e della tecnologia. Ecco, che materie prime in particolare hanno tutti subito? I materiali che riguardano poi le caldaie, i serramenti, diciamo la plastica, che tutto ciò che in questi processi di riqualificazione va adoperato. Ma anche qui, diciamo, da uno studio di Confartigianato un po' più approfondito, si è capito che questo effetto non è anche conseguenza del Covid, diciamo, che ha bloccato gli scambi a livello europeo e anche a livello continentale, ma c'è anche l'intervento di alcune multi-utilities o di alcuni player che hanno fatto incetta di questi materiali perché pensavano di poterle gestire loro direttamente e quindi dettando tempi e costi alle imprese. Ma in realtà poi alla fine il grande tema che ci rimarrà sul campo, oltre che questo spropositato aumento di costo, è la difficoltà, diciamo, per i tecnici in poco tempo a fare dei progetti seri e cantierabili, e dall'altra la difficoltà per le imprese di eseguire questi lavori, perché veniamo da 10 anni di crisi nel settore e non è cosa trascurabile, abbiamo perso il 50% delle imprese del comparto e quasi il 45% delle maestranze. In più c'è un processo continuo di uscita per pensionamenti. Ecco che secondo me, se non si fa come come spiegato bene dal dottor Camillotti, se non c'è una programmazione non si allungano questi tempi in modo da tranquillizzare psicologicamente tutti gli attori di questa filiera, credo che non saremo in grado proprio di cogliere le opportunità, che sono tante, perché la riqualificazione la rigenerazione, la riqualificazione del patrimonio, del costruito è una delle norme, diciamo, uno dei temi di finanziamento del recovery plan. In più ci danno anche, oltre che a dare una qualità a questi fabbricati, ci mettono nella condizione che questi fabbricati diventino a sua volta degli elementi di green, nel senso che risparmio il contenimento energetico delle emissioni, e quindi diventano un fattore positivo anche sulla qualità della vita ambientale. Allora, torneremo poi naturalmente sul tema delle imprese, anche per parlare però delle opportunità, perché è importante guardare, no, anche il rovescio della medaglia. Si diceva dell'importanza delle mappe per orientarsi in questo mondo, e allora torniamo dall'ingegnere e veramente ci facciamo aiutare proprio graficamente a capirne di più. Qual è il punto di partenza del ragionamento del cittadino, dei tecnici, poi dei professionisti che lo affiancano per appunto iniziare a parlare di super bonus 110%? Ma allora diciamo che una delle grandi, tra virgolette, novità che introduce il super bonus è quella della cosiddetta conformità urbanistica e catastale, ovvero gli immobili in qualche modo prima di cominciare i lavori devono essere diciamo così, regolari dal punto di vista urbanistico e catastale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io dovrò fare un accesso agli atti, in questo accesso agli atti verifico lo stato dell'immobile, gli enti interessati sono tipicamente il comune, dove l'immobile è fabbricato, e il catasto.
Il catasto, la procedura è abbastanza semplice, nel senso che è una procedura completamente informatica. Io ricevo le planimetrie catastali e la storia dell'immobile dal punto di vista catastale. Con i comuni devo dire che la situazione è abbastanza a macchia di leopardo, nel senso che ci sono amministrazioni che nel tempo hanno costituito un archivio digitale e quindi riescono a rispondere in tempi reali, ci sono delle amministrazioni che non hanno fatto questo passaggio. Fatta questo primo accesso, che dura tipicamente un mese e mezzo, dipende da quanto siamo veloci, verifichiamo lo stato dell'immobile. Se l'immobile ha delle difformità, tipicamente sono delle finestre che ci sono e non sono esistenti, ci siamo dimenticati di chiudere dei lavori, delle procedure sono ancora aperte, il tecnico deve, prima di poter parlare di 110, chiudere queste irregolarità con la sanatoria o con lo strumento che il comune ha stabilito, e dopodiché comincia il processo di progettazione del 110. Il 110 sostanzialmente può prevedere una mera riqualificazione energetica dell'immobile, quindi cappotto, infissi, caldaie, isolamenti, oppure può andare più a fondo e può coinvolgere la parte strutturale. A questo punto, diciamo così, viene coinvolto un terzo ente, che possono essere i servizi tecnici delle regioni o la prefettura, dove possiamo andare a trovare il deposito degli elementi strutturali dell'immobile, e qui comincia la parte di scelte che il committente deve fare con il tecnico, cioè non tutti gli interventi sono uguali, non tutti gli interventi vengono graduati allo stesso modo, ma bisogna porsi un po' un obiettivo, che è o un obiettivo economico, quindi io decido che in qualche modo sfrutto al massimo il bonus e non vado a inserire un investimento mio, oppure decido che faccio un investimento rivolto alla massima sicurezza, massima efficienza, e a quel punto lì do al tecnico carta bianca per fare l'intervento. Posso arrivare anche alla demolizione e ricostruzione, che qui mi confortano le imprese, solitamente è la soluzione migliore quando dobbiamo fare interventi molto estesi, perché il rapporto a risanamento costa anche un po' meno. Fatto questo, viene dato un progetto, un computo metrico estimativo delle opere, fatto in base al nostro prezziario regionale, quindi a dei prezzi che sono in qualche modo concordati tra le imprese, i professionisti e gli enti per gli appalti pubblici, e a quel punto lì si può contrattare con l'impresa, ovvero si selezionano delle imprese, si decide con l'impresa come costruire la parte finanziaria, nel senso che l'impresa può dire: io mi assumo il credito e lo smaltisco alla mia banca, quindi ci fa uno sconto in fattura, oppure dobbiamo andare in banca e cedere direttamente il credito alla banca. A quel punto con l'impresa avremo un contratto di prestazione come lo conosciamo. Ci sono, come vedete, una serie di passaggi che vengono fatti uno dopo l'altro, che di fatto complicano in maniera abbastanza importante il processo dall'inizio alla fine, nel senso che richiedono delle risorse da parte del studio di progettazione molto più elevate di un cantiere tradizionale, e impongono anche un po' di rigidità nei passaggi che si fanno. Quello che mi sento di dire è che allo stato attuale noi siamo riusciti ad arrivare con alcuni cantieri a partire. Sicuramente il processo è un processo nuovo per l'edilizia privata, nel senso che di fatto questo cantiere diventa molto simile a un cantiere pubblico, quindi ci sono alcune logiche nei rapporti tra la committenza e il professionista che non sono le stesse a cui il privato è abituato. L'altra cosa che mi sento di dire è che la preoccupazione principale, che è giustificata da parte del committente, è l'importo dei lavori che si raggiunge, nel senso che la taglia media che abbiamo noi è circa 100.000 euro. Un intervento fatto col 110 va da 100.000 euro in su. Tipicamente una casa singola, ristrutturata pesantemente, fa un intervento da circa 200-250.000 euro, in cui io vado a consumare tutti i massimali e in qualche modo devo mettere dei soldi vicino. La cosa bella è che il professionista in linea generale è in grado di dirmi prima del cantiere quanti sono i soldi che io dovrò mettere per completare l'opera e quelli che sono gli extra rispetto al 110. Questa è la situazione. Intanto abbiamo capito quanti interlocutori il committente, il povero cittadino, no? Quanti interlocutori ha, dei quali deve fidarsi. Sono tanti, sono diversi, ognuno ha un ruolo fondamentale e ha le competenze che molto spesso, no, al cittadino mancano. Posso dire una cosa su certo. questo? A proposito delle competenze, attenzione, questo l'abbiamo detto fin da luglio, quando io e l'ingegner Bottega ci siamo trovati qui, attenzione a internet, nel senso che questa norma ha subito tantissime modifiche. Fra il decreto legge di maggio 2020 e la sua conversione in legge in luglio 2020 c'è stata una profondissima modifica.
Da luglio 2020 al 31/12/2020 ci sono state altre importanti modifiche, se non altro il differimento temporale. Nel mezzo ci sono stati 2 decreti ministeriali che hanno detto da un punto di vista tecnico che cosa fare e 3 circolari del Ministero che hanno interpretato. In tutto questo si aggiunge un portale dell'Agenzia delle Entrate dedicato al superbonus, dove quotidianamente vengono inserite delle domande con risposte su casi specifici. Questo significa che, ahimè, googolando, come dicono i miei figli, googolando si possono trovare le risposte più diverse. Ma siccome la democrazia che Internet ci ha insegnato è che tutti quanti possiamo scrivere quello che vogliamo, bisogna sempre essere in grado di verificare la fonte da cui prendiamo una certa informazione e soprattutto la data di quella fonte, perché se io leggo un articolo di commento del primo decreto di maggio 2020 è sicuramente sbagliata rispetto a quella che è la norma che applichiamo oggi. Quindi a proposito, lei ha toccato un punto perfetto, a proposito della fiducia che si deve avere nei confronti di un professionista a cui ci si affida, deve essere massima. Questo lo dico prendendomi delle responsabilità come categoria, e immagino al pari Marco, ma fidatevi dei professionisti, normalmente sono persone che studiano, che si applicano e che sanno quello che vi raccontano, perché una delle cose che troviamo, a me vengono a dire che mi ha detto l'ingegnere che, vanno da Marco e gli dicono che il commercialista gli ha detto che, piuttosto, e questo è già il caso più felice, più semplice. Ho letto su internet che... Ho letto su internet che, oppure il fratello di mio cugino ha detto che sua cognata gli ha riferito che, e lì è finita tutta, perché veramente... no, adesso io ho fatto la battuta, scusatemi, però è davvero importante, perché nell'incastro che Marco ha benissimo rappresentato prima, bisogna avere un filo conduttore unico, un filo logico, e secondo me la categoria più importante in tutto questo bonus è la categoria dei tecnici, perché se noi facciamo un ottimo progetto prima e lo seguiamo passo passo rispetto a quello che è stato detto, arriviamo in fondo senza problemi. E su questo dopo, adesso mi taccio, ma su dopo mi fa dire una cosa rispetto alla cessione del credito. Anche perché ci deve essere poi da parte del committente, da parte del cittadino, consapevolezza del percorso che andrà a fare, anche delle spese, perché all'inizio c'era questa cosa, ok, non solo mi rifaccio la casa ma ci guadagno anche, no? Poi dopo, un po' alla volta, abbiamo capito che le cose non stavano così. E tornando a mettermi nei panni del cittadino che affronta questo percorso, c'è un altro aspetto. Adesso abbiamo detto ci sono diversi cantieri anche nel nostro territorio aperti, ma fino a poco tempo fa e ancora oggi capita che il cittadino si confronti con interlocutori, siano essi l'istituto di credito, diciamo la propria filiale della banca, il tecnico, l'impresa, ai quali il cittadino chiede: ma voi questa cosa l'avete già fatta prima? Siete già arrivati alla fine di questo percorso? E nella maggior parte dei casi, o comunque in molti casi, il cittadino scopre di essere il caso zero. E non è che questo, insomma, no, metta proprio nelle condizioni di grande serenità il cittadino. Allora, ci fermiamo ancora per la pubblicità, poi torniamo da Tripani, perché ne abbiamo dette tante di cose, abbiamo capito poi quanto anche il contatto e il rapporto con le persone, con i professionisti e con le imprese con le quali si andrà a lavorare è importante. Una pausa, tra poco. Eccoci di nuovo in studio con Elettroshock. Allora torniamo dal direttore di Udine Gorizia Fiere Tripani. Abbiamo detto in apertura che tra pochi giorni c'è questo importante appuntamento digitale, un'anteprima digitale di quella che sarà Casa Moderna, proprio nei padiglioni di Udine Gorizia Fiere. In occasione dell'ultima edizione di Casa Moderna si è cominciato a parlare intensamente di superbonus, peraltro coinvolgendo anche, insomma, gli interlocutori che sono qui in studio. Vogliamo raccontare qualcos'altro dell'opportunità che avranno imprese e anche i visitatori digitali in occasione di queste giornate? Quindi che opportunità ci sarà anche di contatto diretto tramite la rete con i professionisti, con le imprese? Sì, è proprio questo il vantaggio reale di questo evento digitale. Lo slogan che abbiamo coniato è proprio questo: un vantaggio reale per un evento digitale. Il nostro compito come
società che organizza eventi fieristici, è proprio quello di tenere sempre in contatto il mondo delle aziende, il mondo dei cittadini e il mondo dei professionisti. E questo noi cerchiamo di fare con questo evento nuovo che, ricordo, avrà diciamo il suo compimento dal 15 al 17 di aprile. Già da oggi ci si può registrare sul nostro sito che vedete adesso scorrere sul video, e quindi potete registrarvi e poi dal giorno 15 al 17 potrete interagire. Come interagire? Noi abbiamo trovato alcune formule che siano le più semplici, perché come dicevano i professionisti che sono lì presenti e il presidente Tilatti, che saluto, che ricordo come la Confartigianato sia socia di Udine Gorizia Fiere, quindi ce la metta tutta per far sì che questa nostra realtà sia sempre di più al servizio delle aziende artigiane e non solo, e dei cittadini. E quindi dicevo l'importanza di uno strumento come quello digitale, che deve essere affidabile. Ha ragione il dottor Camillotti, andare su internet oggi significa anche incontrare fake news costantemente, significa trovare informazioni, non dico errate, ma magari superate. Quindi noi avremo questa opportunità di dare con questa piattaforma web un servizio in tempo reale, dove i nostri diciamo cittadini che si registreranno gratuitamente e che potranno accedere, con un click potranno mettersi in contatto sia col professionista, sia con l'azienda, sia con l'istituto di credito e con altri partner, ad esempio le assicurazioni, che sono anche importanti soprattutto per il tema del sisma bonus, di cui magari poi si dirà qualche cosa. E quindi noi potremmo mettere in contatto il visitatore di questa piattaforma web sia attraverso una telefonata Skype, sia attraverso delle chat, quindi con delle domande a cui le aziende potranno rispondere, con una semplice mail anche in cui chiedere delle informazioni, oppure scaricando semplicemente dei materiali che le aziende e i professionisti metteranno sul sito, tutto gratuitamente e tutto solamente in funzione di informare il cittadino di queste opportunità. Perché è vero, il quadro che hanno dato i professionisti è un quadro piuttosto problematico, nel senso che sembra esserci della burocrazia, però è anche vero che per avere una detrazione così importante è giusto che non ci siano i furbi e i furbetti, ma che effettivamente ci sia un efficientamento energetico, ci siano dei vantaggi anche per la collettività e per tutto il sistema. Quindi io credo che qualche volta anche le norme, non sempre magari fatte agevoli come sarebbe, però sono giustificate dal fatto che qui siamo di fronte a un vantaggio veramente significativo. Quindi un piccolo sforzo, io credo che noi cittadini dobbiamo farlo, mi metto nei panni di chiunque, e quindi noi offriamo un servizio perché questo sforzo sia il minimo indispensabile per ottenere un vantaggio che io ritengo sarà un vantaggio per il sistema e per le persone significativo. Grazie allora a Tripani e continuiamo a parlare di opportunità, lo facciamo con Tilatti e lo facciamo con alcuni dati che sono stati elaborati dall'Ufficio Studio di Confartigianato Imprese Udine, che ci aiutano un po' a capire poi questo super bonus 110% in che cosa, in quali opportunità si traduce per le imprese del territorio. Intanto per dire, diciamo, perché questa diventi un'opportunità anche per l'impresa ha bisogno di alcuni ingredienti. Primo, un progetto fatto bene. Due, l'assistenza anche del fiscalista, di tecnici all'altezza. Terzo, diciamo, di un'impresa poi che possa eseguire velocemente e a regola d'arte questi progetti. È chiaro che è del tutto evidente che poi l'impresa ha bisogno anche che questa opportunità si trasformi anche poi venga monetizzata, perché non tutte le imprese hanno la capacità, hanno un cassetto fiscale importante, per cui allo sconto di fattura deve seguire magari una vendita di questo credito, e quindi ci vuole una consulenza, un'assistenza del mondo delle piccole imprese, in particolare delle piccole imprese che sono e saranno i protagonisti, perché sono quelli che sanno eseguire questi lavori, perché abbiano una marginalità. E allora a quel punto il compito delle associazioni, in particolare come la nostra, è quella di mettere a disposizione una filiera e diventare
fare dei general contract che aiutano tutte in queste fasi, questo è il progetto. Il nostro settore, diciamo, dei servizi che nel comparto dell'edilizia, diciamo, quando parliamo di edilizia, ma non parliamo solo di muratori, ma parliamo anche di impiantisti, elettricisti, ceramentisti, tutto ciò che ruota intorno alla casa, se si mette in rete è assistito, e ripeto, abbiamo bisogno di progetti fatti bene e di consulenti prima a valle, e poi noi sapremo eseguire a regola d'arte il progetto, eseguire, quindi avere anche un'opportunità, ma un'opportunità che sia per il committente e poi anche per noi e per l'ambiente, come diceva il dottor Tripani. In più l'ingegnere ha detto prima, quando si tratta poi di qualificazione sismica, qualche volta conviene anche arrivare alla demolizione e alla ricostruzione, perché ti semplifica, ti contiene i costi, ti dà un maggior risultato piuttosto che intervenire. Poi abbiamo anche, a me è capitato personalmente di andare a cercare la pratica per fare una riduzione del rischio sismico, di aver trovato il collaudo e non aver trovato i calcoli, e di essere andato alla prefettura di Udine dove si depositavano e sentirti dire che quei 2 o 3 anni sono andati persi nell'alluvione del 1999-2000, per cui non li trovi. Ecco allora che la soluzione prospettata dall'ingegnere è quella più economicamente sostenibile. Però se tutti questi soggetti alla fine noi ci stiamo battendo perché questa norma oggi, che riguarda solo la prima e la seconda casa, possa essere estesa anche alle botteghe, agli alberghi, perché poi questo vuol dire riqualificare tutto ciò che è importante per la nostra economia, che è il turismo, che è la promozione della internazionalizzazione delle persone al rovescio. Quindi l'opportunità c'è, noi come sistema Confartigianato abbiamo messo in piedi un processo di assistenza per le piccole imprese, mettendo in piedi un general contract che assista le piccole imprese proprio anche nella fase finale di accesso al credito, cioè dello smobilizzo di questi crediti fiscali, che non tutti sono all'altezza di trattenere per 5 anni. Devo dire che molto collaudata, abbiamo avuto molto buoni risultati con i bonus attuali, quelli del 50-65, e lì abbiamo le nostre imprese che hanno fatto il loro rodaggio. Adesso partiremo anche con questa operazione. Allora, guardiamo questi dati, le opportunità per il Friuli Venezia Giulia del super bonus 110%, ci facciamo allora aiutare dalla grafica. Ecco, questa è un po' la situazione. Secondo i dati della relazione tecnica al decreto rilancio, a livello nazionale il bonus del 110% potrebbe mobilitare risorse aggiuntive per 14 miliardi di euro fino al 2026. In Friuli Venezia Giulia le risorse attivate sono stimate in 382 milioni fino al 2026. Quasi 14.000 le imprese artigiane che potenzialmente potranno trarre beneficio da tutti i bonus per la casa, con 31.000 addetti. Sono numeri importanti. No, questi sono numeri importanti, però diciamo che i 31.000 addetti riguardano tutto il settore artigiano. Quello della filiera della casa rappresenta circa il 50%, 45-50% delle ditte artigiane. Una volta c'era una percentuale superiore, ma come abbiamo detto prima, negli ultimi 10 anni abbiamo perso tantissima, perché la crisi edilizia è stata devastante, per cui abbiamo perso non solo le imprese, abbiamo perso le maestranze, ma abbiamo perso anche i capicantieri, tutte queste figure che sapevano dirigere e davano la garanzia dell'ottenimento dell'obiettivo, che era quello di rendere queste case più vivibili, più smart, più green, ma farlo in modo a regola d'arte, come si operava una volta. Quindi anche qui noi, il mondo delle costruzioni, attraverso il sistema di bilancio
bilaterali del centro di formazione delle Cassa Edili stiamo cercando di fare dei corsi professionalizzanti per fornire alle imprese anche risposte sotto il profilo della manodopera, perché non è semplice intervenire nel mondo della casa, se non c'è una preparazione di base, se non c'è un'esperienza acquisita sul campo, non è facile approssimarsi sul cantiere e soprattutto non si riesce a dare la qualità dell'opera eseguita. Riprenderei un attimo un tema, magari sentiamo anche gli ingegneri su questo. I cittadini, così come le imprese, così come i professionisti, l'abbiamo detto, devono insomma in questo percorso relazionarsi, rivolgersi più volte ai comuni, ma diciamo più in generale alla pubblica amministrazione. E insomma sappiamo che in tempi di pandemia gli orari di apertura di alcuni sportelli o la presenza fisica, no, dei dipendenti è stata per molti un grosso problema e diverse imprese segnalano che anche questo è causa di ritardi. Ovvio, se io non posso accedere a determinati dati, non è necessaria l'alluvione ovviamente, però davvero in questo periodo sappiamo che la pubblica amministrazione tra smart working e quant'altro non dà sempre risposte in tempi velocissimi. Diciamo che il problema principale che abbiamo visto è quello dell'accesso agli atti, nel senso che il singolo funzionario in qualche modo riusciamo a parlarci, cioè ci dà un appuntamento su Skype, gli telefoni e si riesce a trovare. Il problema principale è che noi abbiamo una macchina pubblica che, allora, uno ragiona a macchia di leopardo, quindi ogni comune si auto-organizza nella gestione dei documenti e già questo secondo me non è proprio una grande idea, visto che siamo una regione piccola. La seconda cosa è che la macchina pubblica deve in qualche modo fare un passaggio che ha già cominciato, a onore del vero, che però non è ancora completo, verso la digitalizzazione, cioè voglio dire, io che sono un professionista, se ho bisogno di accedere alla cartella atti di Alberto, Alberto mi fa una delega, io vado su un portale e vedo che cosa c'è a casa sua, come faccio col catasto. Non ha senso che io investo delle risorse umane e prendo una persona per andare in uno schedario fisico ad estrarre dei disegni quando potrei averli già digitali. Nel caso del 110 noi così ci siamo persi praticamente 5 mesi, 4 mesi, il che dal punto di vista economico significa probabilmente che o ci danno 5 mesi alla fine oppure una parte degli interventi più complessi saranno veramente difficili da fare. Torno da Camillotti, si diceva cessione del credito, si parlava anche degli istituti appunto di credito che possono essere coinvolti in questo percorso. Sì, allora questo è un elemento qualificante della norma, cioè se io non riesco a cedere il credito probabilmente la norma non arriva in fondo nel senso del significato che questa voleva avere. Perché? Perché 110% in 5 anni è una quantità di imposte da scaricare nella propria dichiarazione dei redditi troppo importante per tenersi per sé questo credito. Quindi il 99% delle persone che faranno un intervento opteranno per lo sconto in fattura o per la cessione. Ricordiamo che per fare questa cosa intanto c'è la necessità di avere un partner finanziario che compri questo credito e inoltre è necessaria una comunicazione all'Agenzia delle Entrate che deve essere fatta con un iter cronologico non trascurabile, nel senso che ogni anno ormai è scaduto, anzi è scaduto ma prorogato, per i lavori fatti nel 2020 c'era tempo fino originariamente 15 marzo, poi spostato al 30 marzo, adesso spostato al 30 aprile, per mandare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione con cui si opta per la cessione del credito. Ma per arrivare a questa cessione del credito e quindi al modellino che si trasmette all'Agenzia delle Entrate, io a monte devo aver fatto almeno 3 cose. Innanzitutto gli interventi, devo avere un valido contratto con qualcuno che mi ha comprato questo credito e devo avere, perché va obbligatoriamente indicato, il codice di risposta, lo chiamo così per semplificare, del modellino inviato all'Enea, perché è da indicare. Quindi il commercialista che si trova nel proprio studio a dover inviare all'Agenzia delle Entrate questo modulino di cessione del credito, prima deve avere dal contribuente il contratto di cessione del credito, il numero identificativo della ricevuta Enea, oltre ad aver fatto il visto di conformità lui stesso e quindi ad avere tutti i documenti.
Questo iter è importantissimo e mancare la data ormai prossima del 30 aprile per i lavori fatti nel 2020, ma del 30 marzo, o 15 marzo, scusate, 2022 per i lavori fatti nel 2021 è fondamentale. In questo mi sento di dare un suggerimento sul fatto di procedere a scaglioni. La norma permette di dividere in 3 momenti, 2 stati avanzamento lavori col 30% dei lavori e un saldo finale dal 40%. Quindi man mano che questa cosa viene fatta io suggerirei di procedere con cessioni scaglionate. Non so se ho ancora un minuto. Sì. Ma su questo gioca un ruolo fondamentale come gli istituti di credito, che sono i veri acquirenti di questi crediti, lavorano. Quasi tutti gli istituti di credito, anzi tutti gli istituti di credito si sono affidati a delle società di revisione, chiamiamole le Big Four, le principali in Italia, che ognuna per proprio conto hanno sviluppato una piattaforma informatica che è cosa diversa rispetto ai sistemi informativi della banca, su cui il contribuente in autonomia, dopo aver ricevuto dal proprio istituto di credito una username e una password, entra in un portale e compila o uploada, per usare in italiano un inglesismo, in sostanza mette su questa piattaforma i documenti inerenti alla propria pratica edilizia. La banca stipulerà il contratto di cessione del credito, che è quella cosa fondamentale per poi mandar via all'Agenzia delle Entrate il modellino, solo dopo che la piattaforma informatica a cui si è affidata avrà una serie di semafori verdi, tutti verdi, che significano che tutta la procedura è stata rispettata. Le difficoltà maggiori che noi abbiamo riscontrato nella pratica quotidiana è che il contribuente medio, ahimè, non ha le competenze tecniche e informatiche per accedere a queste piattaforme messe a disposizione dalla banca. Per cui io mi sento di fare un appello pubblico perché gli istituti di credito, che sono bravissimi nel dire io ti compro qualsiasi tipo di credito, non possono però ribaltare sul contribuente, che poi ribalta su chi? Sulla figura che in questo momento dà più ascolto a tutti, che è il commercialista. Arrivano nei nostri studi con le password della piattaforma di un istituto di credito piuttosto che un altro e dice mi aiuti tu a compilare. Ma non dico che non lo possiamo fare e magari lo vogliamo anche fare per aiutare il contribuente, ma non è compito nostro. Soprattutto non è così scontato che il commercialista abbia il tempo per farlo, le competenze anche informatiche per accedere a una piattaforma che non conosce, perché poi Unicredit ha la sua piattaforma, Intesa San Paolo la sua piattaforma, BNL la sua piattaforma, il sistema delle BCC hanno la loro piattaforma. Quindi questo è davvero un momento di difficoltà del sistema quando io devo giungere alla cessione del credito e, come ho detto in premessa di questo discorso, la cessione del credito è l'elemento fondamentale per poter ottenere i benefici, perché altrimenti solo il 2% della popolazione paga imposte così alte per potersi permettere di detrarre dalla propria dichiarazione un intervento medio, che è l'intervento da 100.000 che diceva prima Marco, non interventi più importanti. Ecco, quindi un appello forte agli istituti di credito affinché non solo pubblicizzino il fatto che comprano i crediti, ma che diano un aiuto concreto ai contribuenti affinché questa cessione possa avvenire in modo agevolato. Spero di aver detto in modo abbastanza chiaro quello che intendevo. Grazie, assolutamente sì. Allora ci fermiamo, ancora una piccola pausa per la pubblicità, poi abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme, a tra poco. Allora ancora qualche minuto di tempo, insomma, non basteranno i minuti che abbiamo a disposizione per risolvere tutte le questioni aperte, ma qualcuna l'abbiamo messa sul tavolo, insomma soprattutto credo che a questo punto sia chiaro che per intraprendere questo percorso c'è la necessità di grande consapevolezza da parte dei committenti, da parte dei cittadini, c'è la necessità di rivolgersi a persone competenti che sappiano accompagnarci e guidarci passo passo veramente in questo percorso, un percorso dove comunque si incontreranno degli
ostacoli, però voglio dire, per ogni passo che si fa c'è sempre una domanda che si aggiunge alle precedenti. Allora, tornerei un attimo da Marco Bottega, perché si parlava prima con Camillotti, no, di questo avanzamento lavori, anche questa possibilità per quanto riguarda la cessione del credito di procedere a step. C'è una considerazione da fare: facciamo tutto questo percorso e tutto funziona alla perfezione, iniziamo, possiamo partire con i lavori. Proprio alcuni istituti di credito mettono le mani avanti con i cittadini dicendo: ma tu hai, diciamo, una liquidità che ti consente di aprire il cantiere prima che poi, a fronte delle fatture che presenterai, ecco, si innescherà il processo? Allora, diciamo che la difficoltà che abbiamo riscontrato noi con gli istituti di credito principale è che chiaramente l'istituto di credito, quando tu vai a chiedergli qualcosa, ti dice: scusa, ma qual è il tuo piano? Il piano, nel caso del 110, è il progetto sviluppato integralmente, quindi con un quadro economico. Ora, questo vuol dire che il professionista ha già finito il suo lavoro, nel senso che il professionista è partito dall'inizio, ha fatto la verifica di conformità, si è fatto il progetto, ha stabilito l'obiettivo, ha prodotto tutto quello che serviva, anche l'atto autorizzativo, e poi il cliente va in banca. Noi, nella nostra statistica, il 50% è tornato a casa e la banca non glieli ha dati questi soldi. Perché? Per il ragionamento di prima, cioè l'operazione media che noi facciamo è molto grande, quindi la banca cosa fa? Non mi fa un merito creditizio sul 30% di SAL e mi dice: guarda, spendi 300.000 euro, io ti faccio il merito creditizio su 100. La banca mi dice: tu spendi 300.000 euro, io su quello ti faccio il merito creditizio per il prestito ponte che ti devo dare. Quindi chiaramente la gran parte di questi progetti, che paradossalmente sono tanto più grandi quanto l'immobile di partenza non era a posto, quindi quanto era vecchio e quando uno non aveva avuto la capacità di sistemarlo, si arenano così. Quindi quello che mi viene da dire è che in questo senso parte fondamentale del gioco la fanno le imprese, nel senso che tutti questi lavori in qualche modo, che sono già progettati, hanno già in qualche modo un quadro economico, possono diventare realizzabili solo se usiamo l'altro sistema. Quindi se troviamo un'impresa che in qualche modo assorbe con lo sconto in fattura queste lavorazioni e sgrava il cittadino dall'avere l'apporto con l'istituto di credito. È chiaro che questo presuppone quello che diceva prima Tilatti, quindi una rete di imprese che in qualche modo si mettono insieme e sono in grado di affrontare questa cosa. Sulla cessione del credito, il 30, 60 e 100 è un argomento molto importante perché consente in qualche modo di spalmare gli incassi e le cessioni del credito e l'emissione delle fatture a intervalli più piccoli. È chiaro che non possiamo chiedere a un gruppo di imprese di star fuori con 300.000 euro 6 mesi, 8 mesi, perché il loro guadagno va a zero, perché il costo finanziario dell'operazione è altissimo. Allora, quali devono essere i ragionamenti di base? I ragionamenti di base devono essere: io faccio il mio progetto, va bene, scelgo, provo a cederlo all'istituto di credito e ho dei tempi di prevalutazione, oppure trovo un'impresa che mi fa lo sconto in fattura. Egoisticamente per il cliente l'impresa che fa lo sconto in fattura è il migliore amico in questa operazione, perché l'impresa compartecipa tra virgolette a rischio e soprattutto sarà molto veloce nell'esecuzione perché deve maturare il SAL. Certo. E l'altra cosa è questo sistema ha ancora degli inceppamenti. Io segnalo che la prima cessione, il primo SAL al 30% che noi abbiamo fatto come studio, una persona che lavora con me ci ha lavorato una settimana. Quindi dal lunedì al venerdì si è occupato di reperire i documenti, compilare il portale Enea, avere a che fare col portale della banca, trovare i documenti mancanti. Quindi anche qui i primi non sono stati così fluidi, adesso siamo a posto, però ripeto, il cantiere è molto grande, la divisione dei SAL va assolutamente fatta, a meno che non sia proprio cosa piccola come, non so, caldaia fotovoltaico per dirne una. Certo. E la cessione è la parte fondamentale. Senza la cessione la norma non ha assolutamente senso così com'è concepita. Un'ultima cosa, segnalo che si parlava di fiducia. Il professionista tecnico, che è quello che assevera l'ammontare dei lavori, risponde con il committente per tutta la sua vita di quella cifra lì, nel senso che l'assicurazione che rifonderà lo Stato per gli errori commessi in questa pratica non è quella del committente. Il committente, come mi insegna Alberto, è un soggetto trasparente in questa cosa, nel senso che fanno l'accertamento a lui perché il credito è maturato sul suo cassetto fiscale, ma quando io carico la pratica nell'Enea gli do già il mio numero di polizza assicurativa a copertura dei danni. Quindi quando si parla di fiducia ricordatevi il tecnico che vi fa l'asseverazione alla fine
è quello che rimarrà con voi in tutto il processo di verifica di questa cosa, assieme al commercialista che ha fatto visto di conformità, credo. Allora, Camillotti, rapidamente, poi andiamo dati lati, perché dobbiamo capire le imprese, come appunto ci diceva Bottega, se si affiancano fanno a fare impresa. Solo di completamento, e così poi Graziano chiude proprio su questo, perché ha citato correttamente Marco Bottega il concetto del prestito ponte, no? Perché io vi ho spiegato tutto l'iter prima di quello che succede prima che il credito venga ceduto. Ricordiamo però che non solo io posso fare questa trasmissione all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo rispetto a quello che ho speso, rispetto a quello in cui ho speso i soldi, ma il credito per chi lo acquista è spendibile solo dal 10° giorno del mese successivo e comunque non prima del 1° di gennaio. Semplifico, tutto quello che stiamo spendendo adesso, 2021, chi acquisterà questo credito potrà usufruirne da un punto di vista fiscale non prima del 10 di gennaio del 2022. Quindi, se io decido di usarlo dentro la mia dichiarazione dei redditi, quindi non cedo, devo anticipare tutti i soldi, quindi o li ho perché ho risparmiato o qualcuno mi fa un prestito ponte. Prestito ponte che però, se lo uso direttamente, poi recupererò in 5 anni tutta l'uscita. Se invece decido di cedere, chi lo compra ha un buco di 8, 10, 12 mesi prima di poter riscuotere il credito, e anche quella volta lo riscuoterà a rate. Quindi la banca necessariamente deve fare un affidamento o sul contribuente quando va in banca e dice io vorrò cedere il credito, perché finché non l'avrà ceduto non avrà i propri soldi sul conto corrente, oppure deve fare un affidamento sulle imprese, e qui lascio la parola a Tilatti. Le imprese, il ruolo delle imprese in questa faccenda. Il ruolo delle imprese è quello, primo, di fare il lavoro e farlo velocemente, farlo bene. 2, essere accompagnati, essere precedute da tutto ciò che è stato fino adesso detto, proprio per poter in qualche modo in parte utilizzare in proprio chi ha una capacità, un cassetto fiscale importante. La seconda, per poterlo negoziare sulla filiera, perché è chiaro che quando le imprese, l'ammontare degli appalti o dei contratti aumenta, è chiaro che non c'è capacità infinita, quindi ci vuole che tutto funzioni perché non si inceppi, e ci vuole anche che in questo soggetto le imprese non siano schiacciate da oneri finanziari importanti, perché poi è vero, prestiti ponte, cose di questo genere, ma andiamo a vedere anche i tassi. E poi le garanzie possono anche, cioè viene valutata dall'impresa, il committente, c'è una serie di il merito di credito dell'uno e dell'altro, quindi ci vuole collaborazione, e a questo punto gli istituti di credito, che credo sarà un business da oggi fino alla durata di questi bonus, credo che si stanno anche loro interrogando nel modo in cui dare una mano all'impresa, perché l'impresa non è un soggetto a cui si deve chiedere la capacità finanziaria, si deve chiedere di fare il lavoro bene nel minor tempo possibile, ma credo che alla fine ognuno deve fare il suo mestiere, e le imprese non sanno fare le banche. Il problema è che attualmente la valutazione del merito creditizio fatta sia sull'impresa che sul committente è fatta dagli istituti di credito come se il super bonus non esistesse. Sì, vero. Quindi oggi la banca valuta a Alberto Camillotti che fa lavori per 100.000 euro, sarà in grado di restituirmi 100.000 euro? Dopo non importa, se per caso ha la fortuna di venderli e di recuperarne subito il 110, meglio per lui, io rientrerò subito, ma oggi io vengo valutato sulla mia capacità di rimborsare quei 100.000 euro come se non esistesse il 110. Questo è un grossissimo blocco. E questo vale anche per le imprese, quindi è un limite, ma che credo che se questa operazione deve avere fortuna, deve decollare, bisogna che tutti facciano la loro parte e non gli altri scaricando la responsabilità sugli altri. È un gioco di squadra alla fine dei conti, dove il ruolo di ognuno è fondamentale per la buona riuscita del progetto. E allora, per chiudere, torno da Maurizio Tripani. Allora, abbiamo parlato di questa anteprima digitale per quanto riguarda la fiera, quindi abbiamo detto dal 15 al 17 aprile,
abbiamo sottolineato che si tratta di un'anteprima, poi insomma speriamo che finalmente ad ottobre ci siano condizioni diverse e di poter tornare a quello che è insomma uno degli appuntamenti fieristici più attesi di questo territorio, che è appunto Casa Moderna. Ma certo, noi diamo già appuntamento non solo ottimisticamente, ma diciamo realisticamente. Diamo appuntamento dal 2 al 10 di ottobre alla Fiera di Udine per Casa Moderna. Devo darvi una notizia: noi siamo già partiti da un po' con le vendite degli stand e abbiamo già le imprese che aderiscono a Casa Moderna 68esima edizione, per cui vuol dire che le imprese ci credono alla ripresa, credono che si ripartirà, credono che torneremo, diciamo, a vivere una vita normale. Quindi questo è l'augurio e l'auspicio e ovviamente l'obiettivo che abbiamo. Nel frattempo, come dicevo negli interventi precedenti, noi abbiamo voluto fare questo evento digitale dal 15 al 17 di aprile. Dopo che ho sentito gli interventi dei ospiti in studio, mi sono confermato nella mia idea che questo evento è più che mai utile, perché dobbiamo essere dei facilitatori di relazioni, no? Qui ognuno è bravo a fare il suo mestiere, sappiamo, in Friuli abbiamo ottime imprese, Tilati lo sa, ne è espressione, abbiamo aziende molto serie, abbiamo seri professionisti, abbiamo anche seri istituti di credito, perché non possiamo lamentarci, credo, nemmeno delle banche, ancorché ognuno di noi può avere delle sue motivazioni per non essere mai contento di quello che incontra a livello creditizio, però credo che nella gran parte dei casi abbiamo delle persone di cui possiamo fidarci. Ecco, su questa piattaforma web, ripeto, potete fin d'ora accedere, il sito è www.casamoderna.it e trovate in alto l'icona Super Bonus su cui cliccare, scaricare la piattaforma in modo molto semplice e quindi accedere. Dicevo che secondo me in questa piattaforma troverete tutte le risposte che si sono appalesate nella trasmissione, compresa le risposte dei professionisti in studio, perché Camillotti, Bottega, che già sono state delle star a Casa Moderna, perché io non ho mai visto tanta gente ascoltare dei professionisti in fiera su queste tematiche, per cui li potremo reincontrare sulla piattaforma web insieme anche al presidente Tilatti e insieme alle banche a cui faremo queste domande, quindi le domande di Camillotti, di Bottega e di cittadini, ma come fare per arrivare poi all'agognato detrazione vera e quindi ad avere anche la cessione del credito. Ci sarà anche Infocamere che ha creato uno strumento ad hoc, si chiama C-Bonus, proprio per facilitare questo tipo di processo, per cui vi do appuntamento dal 15 al 17 sul nostro sito, sulla piattaforma web di questo evento innovativo, posso dirlo con orgoglio, primo in Italia. Grazie allora anche a Maurizio Tripani, grazie ai nostri ospiti in studio, il loro contributo preziosissimo come sempre. Non so perché, ma ho come l'impressione che torneremo a parlare di questo tema. Grazie davvero, grazie a voi che ci avete seguito da casa e ai tecnici in regia. Alla prossima, arrivederci. Questa trasmissione è stata offerta da MG Elettrotecnica.